Assegnate le deleghe assessoriali al comune di Palma di Montechiaro da parte del riconfermato sindaco uscente Castellino. Gli assessori designati sono stati Bellanti Rosario del gruppo Ama la tua città, cui è andata la carica di vice sindaco, e le deleghe di politiche sociali, famiglie e polizia municipale. È stata sempre la mia intenzione di lavorare sicuramente per la città innanzitutto, così si chiama anche il movimento fondato. Bene, la lista non ha soltanto giovani ma anche persone esperienti come i consiglieri che sono stati rieletti Falco Rosario e il consigliere Scopelliti. C'è la new entry che è Alessandra Falsone, che sono certo saprà integrarsi e lavorare bene con tutta la squadra, quindi è una squadra di giovani e meno giovani, quindi abbiamo anche l'esperienza per poter amministrare bene. Giuseppe Bracco del gruppo Palma in Movimento è andata alla delega del turismo, attività economiche, pubblica istruzione, programmazione comunitaria. È un impegno, sì, sono veramente fiero e orgoglioso di poter far parte di questo gruppo di persone che siamo uniti dalla stessa visione, che è quella di vedere tantissime potenzialità per il nostro paese e la nostra città. Siamo convinti che ci sono tantissimi settori che devono essere sviluppati e implementati. Ci sono settori come il turismo che hanno grandissime opportunità, che creeranno nuovi posti di lavoro e noi tutti vediamo il futuro col sorriso, perché siamo convinti di poter sviluppare, e ne siamo certi, nuovi settori che porteranno un beneficio a tutta la comunità. Giuseppe Di Rosa, gruppo politico Costruiamo Insieme, è andata alla delega dei servizi manutenzione stradale, ambiente, agricoltura, randagismo e tutela degli animali. Sì, la nostra lista Costruiamo Insieme è composta da 3 consiglieri, Gaetano Vitello, Angela Ingardona e la sottoscritta, e abbiamo designato il nostro assessore Giuseppe Di Rosa, un giovane assessore. Abbiamo voluto appunto una persona giovane. Di certo partiremo con dei progetti che abbiamo messo in programma, quindi inizieremo con grande spirito e voglia di creare eventi e cose che ci saranno nel futuro a venire. E voglio ringraziare per la fiducia il consigliere della lista Costruiamo Insieme e del sindaco Stefano Castellino. Metterò il meglio di me. Angela Ingardona, gruppo Nuova Palma, gli spettacoli ed eventi, politiche giovanili, volontariato e pari opportunità. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi consiglieri di Nuova Palma per la fiducia e il sindaco anche per la responsabilità e la fiducia che mi ha accordato. I progetti sono tanti, io sono già la vicepresidente di un'associazione che si chiama Ioresso, dove organizziamo eventi e anche tanti progetti a difesa dei bambini e di tutte le minoranze sociali. Spero di fare questo e di portare nuovi progetti, nuova limpa vitale a Palma, proprio per portarla sempre avanti e progredire sempre verso un futuro sempre più roseo e migliore. Calogero Lauricella del gruppo politico Corri Palma è andata alla delega dei servizi cimiteriali, urbanistica, mobilità e trasporti.